Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Un fronte instabile, comunque una serie di fronti instabili hanno interessato l'inizio della settimana, soprattutto tra martedì e mercoledì, tutto il nord e le regioni del centro. Avremo dei nuovi temporali anche nella giornata di venerdì e attenzione perché spuntano fuori degli scenari ancora più instabili molto più avanti, perché se andiamo a vedere proprio dei grafici, notiamo intanto come la instabilità dei giorni scorsi andrà a allontanarsi verso nord-est, quindi verso i paesi anche della Russia, del nord-est Europa, mentre una saccatura piccola sarà lì ferma sulla Spagna e la stabilità invece sarà prevalente sulle regioni del sud Italia, in modo particolare sulla Sicilia, dove qui le temperature sono spesso attorno ai 25-27 gradi, e con una frequente ondulazione della corrente a getto che continuerà a spingere sempre più verso l'Italia, soprattutto i paesi settentrionali e centrali, colpito il versante tirrenico e la Sardegna. Come vedete, una instabilità atlantica continuerà a coricarsi proprio sull'Europa occidentale nel corso dei prossimi 10 giorni, proprio per questa frequente instabilità e la discesa delle perturbazioni atlantiche proprio verso la Gran Bretagna e la Francia. Queste saranno le aree dove si insedieranno, e poi ovviamente anche verso la Spagna, comportando quindi un incremento anche delle ondate di caldo su gran parte dell'est Europa. Parliamo soprattutto e non solo del sud Italia, ma anche verso la Russia, quindi gran parte dell'Europa centro-orientale vivrà un clima anomalo con un caldo quindi piuttosto evidente. E i temporali quindi frequenti, come vedete, fino almeno al 10 del mese continueremo a vivere delle perturbazioni e delle frequenti piogge. Questa è l'analisi ovviamente soggetta alle conferme che dà questa visione ovviamente da parte di tutti i centri di calcolo, che quindi vedono frequenti piogge e temporali anche di forte intensità, mentre un clima un po' più secco invece interesserà, come vedete, l'Europa orientale. Nella giornata di giovedì quindi attenzione, insomma avremo solamente dei ultimi fenomeni nel corso della nottata sulle zone alpine, sul nord-est, in modo regolare sul Friuli, e poi nel corso delle ore diurne potranno nuovamente formarsi dei temporali sulle zone prealpine e anche su quelle lombardo-venete. Insomma parliamo di questi settori, oltre a quelle friulane, con possibili sconfinamenti fino alle pedemontane. Mentre, come vedete, sull'Appennino centrale e in modo particolare sull'Umbria e sulle Marche assisteremo alla presenza di qualche pioggia, localmente di moderata intensità, e agirà soprattutto durante le ore notturne. E questo fronte comunque andrà allontanandosi senza portare comunque precipitazioni in generale altrove, con la stabilità e qualche velatura alta in transito da sud-ovest. Spingeranno quindi i venti sud-occidentali, e attenzione perché comporterà anche la risalita di ulteriore umidità e la formazione di un piccolo nocciolo instabile che porterà quindi ancora della residua instabilità proprio sulle zone del centro Italia, soprattutto sulle versanti adriatici. Ancora una volta localmente potranno formarsi lungo le coste del Lazio e della Campania dei temporali lungomare e qualche locale temporale anche sulla Puglia, specie sulla punta della nostra penisola. Altrove non avremo fenomeni in generale, sarà un passaggio comunque molto blando e con qualche accenno temporalesco diurno che potrà avvenire solamente sul Piemonte occidentale, mentre altrove la stabilità, se non qualche piovasco, sulle Dolomiti. E sabato poi che la stabilità tornerà piena dappertutto, tornerà quindi l'anticiclone e il sole protagonista, se non qualche piovasco possibile entro la serata sul Piemonte o centro-occidentale. E questo quindi vivremo con la visione quindi di un campo anomalo depressionario situato proprio vicino al Portogallo, che continuerà ad alimentare ulteriore area umida atlantica spinta verso nord-est. Quindi il nostro settore della nostra penisola risentirà dei venti sud-occidentali di libeccio localmente tesi, che porteranno quindi alla risalita possibile di questo fronte, che nella giornata di domenica, ancora da confermare, potrà portare una nuova instabilità relegata soprattutto a partire dalle ore pomeridiane, soprattutto sul nord-ovest della penisola e sulla Corsica. Parliamo anche ovviamente del comparto tirrenico, e ovviamente questa spinta ne sarà conseguente anche di ulteriore massa d'aria calda africana che potrà impennare le temperature oltre i 29 gradi
sulla Sicilia e sulla Calabria. Quindi attenzione anche a questa prima impennata calda che potrà avvenire quindi sulle regioni del sud Italia, mentre altrove saremo in media col periodo attorno ai 23-25 gradi al centro, mentre al nord attorno ai 20-21 gradi nei valori massimi. Insomma, un clima decisamente diverso rispetto al resto della penisola. Ne riparleremo nel corso dei prossimi aggiornamenti meteo. Continuate a seguirci.